Una pizza presa con gli amici a fine serata è costata la vita a Gabriele Vaccaro, di 25 anni, originario di Favara. La ricostruzione degli investigatori, suffragata dalle testimonianze raccolte, indica una provocazione banale come innesco della tragedia. Il gruppo dei 5 giovani avrebbe apostrofato a Vaccaro e ai suoi amici parole del tipo: non riuscite neanche a portare le pizze, datele a noi. Da quel breve battibecco sarebbe scattata l'aggressione. Il sedicenne ha colpito Gabriele al collo, ferendolo a morte. Per gli altri 4 componenti del gruppo, invece, gli inquirenti valutano la denuncia per omissione di soccorso. Il giovane favarese è quindi morto all'alba della domenica del 19 aprile nell'ospedale San Matteo di Pavia, dopo essere stato colpito al collo con un punteruolo, un cacciavite. L'arma ancora non è stata trovata. Nel parcheggio dell'ex area Cattaneo la polizia ha fermato quindi un sedicenne italiano di origine egiziana, residente a Pavia, con l'accusa di omicidio. Il ragazzo si trova ora nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano in custodia cautelare. L'aggressione, ricordiamo, che si è consumata intorno alle 3:30 di domenica mattina. Vaccaro e i suoi amici, di ritorno in una serata in centro, si trovavano nel parcheggio con delle pizze prese prima di rientrare. La pizza è rimasta purtroppo nel cartone appoggiata al cruscotto dell'auto e Gabriele non ha fatto in tempo a mangiarla. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, Vaccaro e i suoi amici hanno incontrato nel parcheggio i 5 giovani. Tra i 2 gruppi è scoppiata una discussione, poi uno dei 5 si è fatto un passo avanti e ha colpito il 25enne al collo con un oggetto appuntito. Subito dopo l'intero gruppo dell'aggressore è fuggito. Gli investigatori hanno ripreso, grazie alle telecamere, uno dei giovani ritornare sul posto quasi un'ora dopo per recuperare la macchina che aveva lasciata parcheggiata vicino all'auto. Vaccaro è stato portato dagli amici nell'abitazione del vallone dove viveva per essere medicato, ma la ferita si è rivelata fatale e Gabriele è deceduto poco dopo. Tra i suoi amici e parenti anche un giovane di Ribera, anche egli è rimasto ferito dall'aggressione. Le sue condizioni però non destano preoccupazione e dovrebbe essere dimesso dall'ospedale entro pochi giorni. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il giorno dei funerali il lutto cittadino.